Abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora in questo weekend è cambiato tutto, ovviamente. È cambiato il corso, direi, non solo della campagna elettorale americana, ma della storia recente americana e quindi occidentale e quindi mondiale, con l'attentato fortunatamente fallito contro il candidato repubblicano Donald Trump. Quel Donald Trump che oggi, volenti o nolenti, vi piaccia o non vi piaccia, come abbiamo titolato sul nostro sito, che vi invito come sempre a guardare, radioliberta.net, è il corpo dell'America, quella foto iconica con lui che si fa largo tra gli uomini dei servizi segreti che lo cingono e vuole alzare il pugno davanti al suo pubblico, al suo elettorato, alla sua America, e dietro si sta in una bandiera a stelle e strisce. È un'immagine iconica in cui ogni americano che non sia un intellò di Manhattan o un fricchettone di San Francisco ormai si riconosce, e questa cosa fa innervosire molto diciamo i dem americani e i loro, diciamo, le loro copie di risulta nostrane all'italiana, alcune delle quali hanno obiettivamente sbracato sui social. Stato un campionario di diciamo uscite equivoche, perlomeno, e vogliamo essere generosi. Il primo che si segnala ovviamente in questa classifica della faziosità è ovviamente Roberto Saviano, che fa tutto un alambiccato e paraculesco ragionamento sul fatto che il proiettile che manca al bersaglio lo rafforza, e quel proiettile che ha sfiorato l'orecchio di Trump ora lo rende una vittima, e che ovviamente poi dice chi ha sparato si dimentica che la violenza in democrazia non risolve nulla, quindi è ovviamente un post formalmente di condanna. Certo, c'è quella allusione al fatto che, insomma, ahimè, oggi Donald Trump è una vittima, come dire, un'uscita arzigogolata, quando bastava dire che il candidato repubblicano era stato oggetto di un barbaro tentativo di omicidio. Ma peggio di Saviano fa ovviamente il cacciatore di fascisti immaginari, trovandoci noi nell'anno del Signore 2024, cioè Paolo Berizzi di Repubblica, che la mette giù più piatta invece. Dice che proprio Donald Trump ha pagato la spirale di violenza che lui stesso ha alimentato. Quindi quello che è accaduto a Donald Trump è colpa di Donald Trump. Lo dice chiaramente una firma di Repubblica, cioè Paolo Berizzi ha una rubrica quotidiana sulla prima pagina di Repubblica che si occupa appunto di casi di fascismo 5.0, quindi una rubrica di fantascienza, però tale è, insomma, cioè è una firma del giornalismo italiano, e dice che Trump paga colpe sue per quello che è successo, cioè se gli hanno sparato è colpa sua. Siamo al giustificazionismo letterale. C'è poi Alan Friedman che fa, sapete, la cui professione è l'antitrampiano appunto di professione, no? L'americano
che gioca a fare l'americano d'establishment in Italia, perché in America non so quanto se lo considerino, ma comunque Alan Friedman dice che oggi purtroppo è sdoganata la violenza nella politica americana, e la cosa ironica, dice lui, è che nessuno ha fatto di più per sdoganare la violenza di Donald Trump. Quindi, di nuovo, in questa allucinata catena delle cause, Donald Trump sdogana la violenza, non si sa bene come, ma è un assioma delle anime belle che danno per scontate, tentano di ucciderlo a pistolettate, ergo è colpa sua. E poi c'è chi proprio si lamenta esplicitamente, non se ne fa una ragione. Prendiamo Mirta Merlino, storica conduttrice di La 7, ora passata a Mediaset, che fa un tweet dove dice: e ora Donald Trump è una vittima, male male. Cioè, il problema di questa cosa che è successa non è che qualcuno ha tentato di uccidere il candidato repubblicano, ma è che accidenti, ora questo fa anche la vittima, cioè può dire no, credibilmente di essere una vittima, di essere dalla parte non solo della ragione, ma di chi ha rischiato la vita, e questo per Mirta Merlino evidentemente è intollerabile, è una tragedia. Cioè è questo il problema, ripeto, non è che il problema è il tentativo di omicidio politico. E abbiamo riassunto questa galleria degli errori o degli orrori perché non ci capacitiamo del fatto che l'ideologismo, la faziosità, la tifoseria legittima non abbia limiti nemmeno di fronte al tentativo di omicidio. Pensate costoro come schiatteranno di rabbia quando a novembre cadrà l'ovvio, cioè ci sarà la mappa degli Stati Uniti quasi tutta rossa e Donald Trump in carrozza alla Casa Bianca. Ci siamo segnati i loro nomi, andremo a vedere cosa twitteranno, e in ogni caso, pensando alle loro facce, ci verrà molto da ridere. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.